Va ora in onda Donne Padane. Buongiorno e benvenuta sulle nostre frequenze oggi alla signora Antonia Bertocchi. Buongiorno. Sì, buongiorno e buona Padane a tutti. Fra 3 giorni è San Valentino e oggi cominciamo a parlare dei misteri della sua chiavetta d'oro a forma di cuore. Ma prima un cenno etimologico. Valentino è diminutivo di Valente, cognome romano, e nome degli imperatori Valente e Valentiniano I, II e III, con significato di uomo valoroso, gagliardo. Ma la radice fal ha anche un significato opposto negativo e rimanda a idee di impotenza e insuccesso come fallimento, fallire. In inglese fall significa appunto cadere, fall out, skyfall. L'epilessia è forse anche per questo detta malcaduco, perché chi è colpito da una crisi epilettica cade a terra. Le parole riferite al fallo, quindi, possono essere classificate in 2 ambiti semantici opposti, quelle con significato di forza, potenza, valore, fallocrazia, virilità, e quelle con significato negativo, fallimento, fallace, fallacia, fallito. E il perché di questo lo vedremo prossimamente. Intanto ho portato questi cenni da tenere in memoria. Ecco, allora, oggi noi parliamo delle origini di un'usanza ancora molto praticata, quella dei fidanzati di scambiarsi chiavette d'oro con l'anello a forma di cuore come pegno d'amore. Su internet potete trovare moltissimi esempi, si possono anche acquistare, eccetera. Il suo significato profondo però rimane ben nascosto, se non fosse che queste chiavi hanno anche il potere di guarire da diverse malattie, soprattutto dall'epilessia. Al santuario di Monselice Padova ancora oggi ne vengono distribuite benedette a migliaia. Per saperne di più potete contattare padre Cristiano Cavedon, che ha una pagina Facebook anche, e a Borgo Pacchiuso Udine, a Chiesa dei Servi, aveva celebrato una messa in onore di San Valentino. Poi, celebrata la messa, allestiscono un banchetto dove appunto vengono vendute o distribuite queste chiavi. San Valentino si serve di questa chiave speciale per guarire gli ammalati e, studiando le sue funzioni e la sua forma, possiamo risalire ai significati originari. È una chiavetta d'oro con l'occhiello a forma di cuore, ma questo non è un fatto così banale come sempre. Sembrerebbe banale, invece non lo è. E anche qui vedremo che le spiegazioni si trovano nella cultura dell'Egitto faraonico e si dimostra che risalire all'antico Egitto non è una mia fissazione, ma un'ipotesi di ricerca che è continuamente ricorrente, perché è continuamente suggerita ogni volta che ce ne sono dei motivi seri, insomma, che ci sono delle evidenze scientifiche di questo. Però teniamo presente che Borgo Precchiuso è in provincia di Udine e Monselice è a Padova. Ecco, vuol dire che qui c'è di mezzo il Veneto, adesso lo riprendiamo questo discorso e vedremo il perché. Il simbolo del cuore appunta è piuttosto simile al geroglifico egizio utilizzato per indicare il cuore. In lingua egizia il cuore si dice Ib. È una delle anime, ho parlato del sistema di anime che hanno gli egiziani, di come sia importante per la psicologia, il Ba, il Ka e l'Ak, ho parlato con qualche puntata precedente. E il geroglifico egizio è anatomicamente corretto, perché il cuoricino finisce con un sacchetto, mentre questo simbolo del cuore che utilizziamo noi, alla quale noi ci riferiamo, è a punta, finisce a punta. E come è avvenuta questa trasformazione? Si pensa che derivi dalla forma del seme di silfio, che è a forma di cuore appuntito. È una pianta con virtù anticoncezionali. La sua relazione col simbolo del cuore potrebbe essere giustificata dal significato sessuale del simbolo egizio, perché era combinato con l'ampio uso del silfio nell'antico Egitto per controllare le nascite. E nel II secolo a Cirene, un'importante colonia greca e poi romana sulla costa dell'attuale Libia, il cuoricino a punta era utilizzato per raffigurare il silfio, che è una pianta del genere ferula forse estinta.
perché essenzialmente è una nuova forma di cuore, e noi possiamo saperlo perché veniva impressa questa immagine sulle monete. Abbiamo le monete, la numismatica conosce le monete, possiamo dire, quest'epoca che hanno il segno impresso. Ora, nella nostra mentalità esiste una stridente contraddizione nella simbologia di questo cuoricino, che da una parte celebra, sacralizza e propizia l'amore dei fidanzati e la loro fecondità, ma che come simbolo del ciglio dall'altra allude a pratiche contraccettive e abortive. In realtà, per il pensiero magico-religioso, che è attento al controllo delle nascite, le due opposte funzioni si armonizzavano, perché è proprio la fecondità che deve essere regolata in modo che non si verifichino nascite sproporzionate alle possibilità della famiglia o del gruppo di mantenere i figli. E questa attenzione alla pressione della popolazione sulla società, sull'ambiente, sull'ecosistema è stata la norma per decine di migliaia di anni. Gli studiosi hanno studiato proprio scientificamente, ciberneticamente la cosa, si dice che appunto rispettavano questa che è la carrying capacity, cioè la capacità dell'ecosistema di supportare un certo numero di popolazione. Un'altra chiave taumaturgica è la chiave di stagno di San Bellino, vescovo e martire. Martire perché è salito da cani rabbiosi, da sicari, che volevano derubarlo dei beni della diocesi padovana, per cui siamo ancora nel Veneto, destinati ai poveri. E fece molti miracoli e guarigioni, tra cui quella di guarire dalla rabbia. La stessa virtù l'hanno le chiavi di stagno a lui attribuite. Qui fanno le chiavi e fanno di stagno. E l'origine viene spiegata col fatto che la chiave arroventata della chiesa che porta il suo nome aveva la stessa virtù di preservare gli animali dalla rabbia. La funzione terapeutica di queste chiavi incuriosisce. Come mai proprio le chiavi possono guarire da tante malattie, e specialmente dall'epilessia e dalla rabbia, e hanno anche una funzione esorcistica contro il malocchio? Non so se vi ricordate, avete visto certamente quel film con Totò, no? Che invece di iettatore, la patente, che era tratto da una novella di Pirandello, dove le vittime del suo malocchio si affrettano a stringere chiavi al suo passaggio, forse di ferro da cui il toccar ferro. Di regola l'esorcismo contro il malocchio avviene nella casa dell'esorcista, che impugnando un oggetto di metallo, chiavi, antichi portoni, palette per camino, eccetera, inizia l'esorcismo facendosi il segno della croce. Ebbene, nell'antico Egitto la croce alzata, da cui si pensa sia derivata la croce cristiana, si chiama Ankh ed è detta chiave della vita, in quanto è la vita il suo significato principale. Abbinata agli dei, ne indica la natura di forze cosmiche, generatrici dell'universo e dunque della vita e dell'eternità. Le divinità egizie, se ho andato a vedere, hanno, nella maggior parte dei casi, portano proprio in mano, regolano in mano questa chiave della vita, l'Ankh. Ma dal popolo l'Ankh veniva utilizzata in particolare come amuleto, capace di infondere salute, benessere e fortuna, ovviamente anche in amore. Ecco dunque da dove deriva l'uso di magia d'amore, taumaturgico e esorcistico delle chiavette d'oro di San Valentino, di quelle di stagno di San Bellino e di quelle di ferro contro il malocchio. E ora sappiamo come mai raffiguriamo il cuore con la punta, mentre anatomicamente termina con un sacchetto. È perché ha la forma del seme di silfio. E il fatto poi che queste chiavi d'amore siano diffuse in Veneto e risalgano all'Ankh non è casuale, in quanto anche l'antica dea madre delle genti venete, la dea Reizia Paleo Veneta, porta questa chiave, di cui sto studiando appunto l'ascendenza egizia. Qui stiamo ricostruendo i tasselli di uno dei principi fondamentali del pensiero magico-religioso, la polisemia e la polifunzionalità dei simboli. Non bisogna limitarsi a pensare che a un oggetto o a un simbolo corrisponda a un solo significato, sono abituato a questa distorsione percettiva, perché ogni oggetto simbolico fa parte di un sistema complesso che la scoperta dei suoi diversi significati permette di ricomporre. E per poter risolvere questo problema epistemologico ho creato il concetto di contenitore simbolico, che non è quell'immagine bidimensionale, ma è tridimensionale, lo potete trovare alla voce Wikipedia a mio nome, e ho spiegato un po' cos'è. E perché c'è un continuo rimando di significati, no? Appunto bisogna considerare che siamo di fronte alla complessità. La cultura è complessa
e soprattutto è complessa la cultura popolare, è quello che io mi sforzo continuamente di tentare di portare avanti, anche perché in questo modo la gente dovrebbe rendersi conto dell'importanza della propria cultura, delle proprie lingue, no? E non subire più quella persecuzione ideologica della cultura dominante che porta con un continuo disprezzo. Non si può neanche mettere un nome in dialetto su un cartello, che succede la rivoluzione, no? C'è una stupidità culturale in giro che è incredibile. Soltanto qualche anno fa nessuno avrebbe pensato che ci fosse una stupidità culturale in giro. Ora si tende a riporre rimedio. Ecco, non so, c'è per caso qualcuno in linea? Pronto? Sì, signora Pronto? Bertocchi, noi le sentiamo bene. No, volevo sapere se c'era qualcuno in linea. Le linee sono entrambe aperte e libere in questo momento. No, perché se non c'è nessuno in linea vado avanti, no? Pronto? Antonio, puoi proseguire. Posso proseguire? Benissimo. Allora, la volta scorsa ho spiegato dei fidanzatini adolescenti detti Valentino, San Valentino, parliamo anche di questo. Se ricolleghiamo alla volta scorsa, parlavo di Valentini, dei Befanotti, dei compagni. Antonio, scusa, è arrivata una chiamata, quindi te la passo. Benissimo, ok. Buongiorno signora, sono Maria da Buongiorno. Torino. Senta, Buongiorno. volevo ringraziarla per quello che sta dicendo, perché sono cose molto interessanti. L'unico particolare è che non so se la mia radio DAB, che mi dà quella sensazione, la sua voce rimbomba e quindi non sempre è chiaro. Non so se lei magari... Guardi, quelle lì sono cose tecniche che c'è chi la sente rimbombare, c'è chi la sente bene. In realtà, se lei poi andrà su YouTube a vedere in streaming, vedrà che è perfettamente ascoltabile. Non ce l'ha ho YouTube. Vede, però noi Ci ho la DAB, che è l'ultimo ritrovato radio. Ma poi guardi che le DAB variano da radio a radio, Lei magari ha una DAB che magari è un po' difettosa, perché ma guardi, questo è un regalo che è costato non due soldi, quindi dovrebbe essere abbastanza buona. Comunque volevo solo ringraziarla e farle presente questo particolare. Grazie ancora, buona giornata. Ma si figuri, provi a vedere, faccia vedere la radio da qualche tecnico e vedrà che la risolve il problema. Antonia, un'altra chiamata per te. Ah sì, bene, bene. Sono Silvana dal Veneto, ciao Antonia, sono la Presidente. Ciao Silvana. Ciao carissima, sento che stai toccando anche dei tasti nostri, veneti, e condivido bene. la tua trasmissione e ti dico che quando io ero bambina, a San Valentino, la mia mamma mi portava in una chiesa della città di Treviso, era la chiesa di Sant'Agostino, nella quale c'era una statua del santo e c'era un po' di folklore intorno a questa piccola festa, perché la chiesa di Sant'Agostino si trova in un posto un po' chiuso, in cui non ci sono grandi spazi, però mi ricordo che c'era innanzitutto un banchetto che vendeva girandole, palloni e dolciumi, e poi si entrava al momento della benedizione. La mamma mi portava ogni anno. Io ti dico che non so perché, io ero sempre una dedita alle malattie della gola, quindi tonsilliti, e quindi non direttamente San Valentino poteva essere il mio protettore, bensì San Biagio, però la mamma mi portava a San Valentino. Ripensando, poi ho desunto che siccome una vicina di casa aveva un figliolo che aveva avuto delle crisi epilettiche, probabilmente la mamma, senza dirmi niente, ma con il timore che le crisi epilettiche potessero avvenire anche alla sua piccola, mi portava a San Valentino. Quindi è questa tradizione di porre poi la chiave sul petto contro le convulsioni, e regalavano a San Valentino una piccola chiave, però era una chiave tipo le medagliette, le medagliette che ti appendevano un tempo per tenere lontane i malanni. In realtà, quando fui un po' più grandicella e ebbi un braccialetto d'oro, ricordo che
come si usano adesso i charm o i ciondoli sui braccialetti delle ragazze. Io avevo una chiavetta d'oro ed era una chiavetta a forma di antica chiave, proprio chiave da portone, diciamo. Era una chiavetta d'oro e assieme a tutti gli altri ciondoli che si potevano avere sul braccialettino della prima comunione, diciamo, c'era anche questa famosa chiavetta d'oro. Io ho approfondito la cosa. In Veneto abbiamo sia Monselice, che tu hai già citato, ed è un paese in provincia di Padova, un paese che tutti vedono di lontano perché è su una rocca, una montagna che si chiamava Monte Selce, dalla quale è arrivata poi la parola Monselice. A Monselice, per salire sulla rocca, c'è un percorso di 7 cappelle. Alla fine delle 7 cappelle si arriva all'oratorio di San Giorgio e lì vengono consegnate le chiavi d'oro. Dirti che se siano d'oro, dorate o di stagno, come invece vengono fornite in un paese che non è neanche paese, è un borgo, a Pracchiuso, a Udine praticamente, dove c'è una grande festa sempre per San Valentino, e in questa festa, che è diventata oggigiorno un mercato, ci sono le famose chiavi, le chiavi di San Valentino, le chiavi da mettere sul petto anticonvulsioni epilettiche. Poi che oggigiorno sia diventata la chiave della buona salute e che tutti vadano a comprarsi una chiavetta sulle bancarelle o vicino alla chiesa che venne costruita nel 1600 per tener lontana la peste, non ti so dire. Comunque queste chiavi nel Veneto vengono tenute in considerazione. Ma giustamente. Che siano d'oro, che siano d'argento o di stagno, sta di fatto che la chiave ha un valore di buona salute, ecco, se posso dirti. Quindi tu hai toccato un bel tasto che da noi, come tradizione vuole, sta chiavetta di San Valentino ha un certo valore, al di là di tutti gli amori e di tutti gli innamoramenti. Certo. Io ti lascio la tua trasmissione e ti auguro tante cose belle anche per San Valentino. Ciao Antonia. Intervento, sei stata veramente puntuale, hai dato un contributo importantissimo, poi ne parleremo ancora di questo tuo contributo. Grazie, grazie Silvana. Ciao. Mi dica. Antonia, siamo quasi addirittura di conclusione di trasmissione, hai ancora 3 minuti. Sì, allora possiamo ricapitolare un attimo dicendo che queste usanze, queste particolari usanze della chiavetta sarebbero insignificanti, molti pensano che la cultura popolare è irrazionale, ma invece c'è una profonda razionalità. Era la chiave della dea Reizia, la Potnia Teron, cioè la signora degli animali, che governava l'universo, quindi il simbolo è totipotente, come vedete, nei confronti di molte malattie, abbiamo sentito. Niente, adesso noi la prossima volta, se ce la facciamo fra 3 giorni, altrimenti quando capita, riprenderemo un attimo il discorso dei fidanzatini adolescenti detti Valentini o Befanotti, in rapporto poi ad altri riti prematrimoniali, per dimostrare come c'era una grande sapienza, era proprio una forma di educazione sessuale praticata che faceva sì che i giovani riuscissero a identificarsi nella maggior parte dei casi col loro ruolo sessuale e con la loro identità sessuale, cioè acquisivano un'identità di genere anche grazie a questi riti. Dico nella maggior parte dei casi perché l'identità di genere non è qualcosa che è somministrato al concepito una tantum, è un percorso psicofisico che a volte può trovare ostacoli perfino all'atto del concepimento, quindi bisogna riprendere anche un po' questo discorso collegato con quello dei riti
valentinaggio, anche il discorso appunto come questo si lega con l'ideologia gender e con la questione gender. Vabbè, io ringrazio per l'ospitalità, ringrazio gli ascoltatori, chi è intervenuto, Padania libera sempre e alla prossima. Avete ascoltato Donne Padane.